Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, lei sorda. Buonasera e benvenuti alla semifinale del Best Sandwich l'Italia in un panino, centro esperienziale del gusto di Pordenone. Come sempre siamo qui per proporvi la gara che davvero è sempre più avvincente, vede 4 concorrenti sfidarsi proponendo alcuni panini legati alle regioni del sud Italia, in particolare Puglia, Molise, Basilicata, Abruzzo, Calabria e Campania. Quindi andremo a conoscere le eccellenze di queste regioni, eccellenze enogastronomiche. Partiamo dalle eccellenze invece che si trovano qui oggi al Pala Gourmet. La nostra giuria composta come sempre da Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo. Una new entry, ci fa molto piacere, Chiara Marchi, blogger di Miss Claire. Con lei andremo a conoscere anche le eccellenze del Friuli Venezia Giulia grazie al suo blog. Pietro Luisio, panel leader di analisi sensoriale. E poi lo chef di questa sera è Mirko Naibo dell'osteria Borgo Ronche di Fontanafredda, del ristorante moderno in centro a Pordenone. Partiamo subito con la gara. Il primo a sfidarsi in semifinale è Luca Sacilotto del posto di Follador Pordenone. Vieni Luca. Buonasera. Stiamo scaldando i motori per il Natale, quindi adesso abbiamo anche i panettoni, i pandori. Siamo pronti. È stato scelto il friariello, la ventricina, il pecorino, poi tra gli ingredienti invece aggiunti a discrezione il carciofo che presenteremo in versione fritta. Si chiama Pianella Rock and Roll. Sì, questa volta l'abbiamo fatta un po' più aggressiva. Tu hai voluto abbinare questo panino a uno schioppettino DOC. Sì, in realtà cercavo un vino che fosse un po' più aromatico, però tra le scelte che avevamo non c'era e lo schioppettino era quello che meglio si sposava. Ma i friarelli con i carciofi freschi e poi abbinandolo con lo schioppettino, la sensazione di amaro come me la toglie? No, diciamo che il carciofo viene fritto e la parte sia del pane che del pecorino mi va a ammorbidire notevolmente la parte amara, ecco. Allora, il panino sì, mi piace, avrei messo un pochino più di ventricina perché mi scappa un po', non la sento molto, contrariamente a quanto si preoccupava Pietro. Friarelli e carciofo stanno bene, si compensano abbastanza, quindi è un panino che mi piace. Resta molto il friariello, l'insaccato quasi sparisce, subito dopo sparisce, viene coperto dal friariello. Il pecorino gli avrei messo un po' di più, non lo sento tanto presente. Qui quello che per me prevale in questo momento qui è l'amaro e un po' il friariello. Il carciofo non pensavo si sposa benissimo e il vino pulisce. Non è un panino che si deve fare panino rock and roll, questo dovrebbe essere un hard rock. Avresti dovuto usare un panino di più. Okay.
Il secondo concorrente in semifinale, Giancarlo Iurlaro della Birreria Dolomiti di Casarsa. Vieni Giancarlo. Eccolo qua. Buonasera. Il mio locale è suddiviso in tre parti. In una parte facciamo la carne cotta sulle braci, poi abbiamo la parte della pizzeria con vari tipi di pizza, dalla classica pizza alle pizze alte, e tutta la parte della paninoteca, cioè hamburger, club sandwich, toast. La segui tu? Sì. Bene. Gli ingredienti che ho utilizzato sono la ventricina di bisaccia, il pecorino di Figliano. Filiana e i friarielli. Ok. E hai aggiunto un Ho aggiunto hummus di ceci. un hummus di ceci. Non c'è sesamo dentro? No, no, non è proprio un hummus di ceci vera e propria, diciamo è più una crema di ceci. Tora Sì. Falanghina Beneventano, giusto? Sì. Perché hai scelto questo vino? Con quel vino lì riesco un attimino a eliminare la pastosità che c'ha il panino, dato dalla crema di ceci e anche dalla ventricina, che comunque è un componente abbastanza, ha dei pezzi di grasso dentro, tende ad essere anche quello un po' pastoso come ingrediente. Pecorino, effettivamente magari un po' l'avrei cercato di fondere un po' in maniera tale da amalgamarlo meglio, perché quando lo mangi lo senti il secco del pecorino, non so, forse riscaldando di più il panino diventa più morbido e corposo, però i nostri ceci li ho sentiti, i ceci non li ho sentiti a livello organolettico, li ho sentiti per la loro cremosità, sicuramente hanno aiutato ad ammorbidire il pane, che poi era il concetto tuo che dicevi, Sì. che la tua volontà era appunto di fare questa crema di ceci per rendere il pane più morbido, e secondo me questo è servito. Non ho sentito il gusto del cecio, per cui se volevi raggiungere l'obiettivo di ammorbidire il pane, perfetto, secondo me. Grazie. Grazie a te. Il terzo concorrente in semifinale, Agnello Nocerino. Vieni Agnello. Ristorante e pizzeria Madò di Lignano Pineta. La nostra specialità sono i pesci freschi, paste fatte in casa e questo. E voi fate anche panini con Sì, da quest'anno pesce, abbiamo iniziato a fare anche i panini sempre con il pesce. Il tuo panino si chiama classico, se non sbaglio. Sì, classico. Hai scelto un prodotto che a me piace molto, che è la mozzarella di bufala. Abbiamo scelto la mozzarella Campana. di bufala campana. Poi abbiamo questa io non la l'anduia conosco. calabrese. Cos'è? E diciamo che è un impasto di grasso di maiale e carne di maiale con peperoncino, quindi abbastanza piccante. Questo io non lo conoscevo. E poi c'è E il broccolo. risulta sempre morbido. Quindi questo lo andremo, dopo che abbiamo scaldato il pane, lo andremo a spalmare sotto. Poi abbiamo il broccolo friariello, sempre tipico di Napoli, e la mozzarella di bufala. Bene, li conoscevi tutti questi ingredienti tu? Sì, Sì. bene o male, sono tutti ingredienti con cui ho già lavorato. In bocca, qual è stata la tua sensazione quando lo hai assaggiato la prima volta? La prima volta che l'ho assaggiato ho sentito subito il piccante dell'anduia, che poi è stato accompagnato dall'amarezza del leggero amarostico del broccolo friariello, per poi essere spento la piccantezza con appunto la mozzarella di bufala. Anche tu hai voluto abbinare il Tora Falanghina Beneventano come vino. Come mai questa scelta? Appunto perché quando abbiamo fatto questo assaggio con la prova del panino,
e il gusto secco e morbido allo stesso tempo della falanghina è andata ad aiutare a contrastare un po' il piccante dell'anduia. Sopra quella montagna di mozzarella, no? Sì? Ci metti forse del condimento oppure No, la lascio naturale? naturale, sì. È così buona così, vero? Sì. Non mi piace mettere altre cose appunto proprio sulla mozzarella. C'è chi la condisce con olio, origano. Di solito mi piace lasciarla al naturale. Sei campano. Il broccolo friarello è campano. Normalmente lo usi così? Io non sono riuscito a mangiare questo panino perché il broccolo mi portava via tutto, cioè dovevi tagliarlo un po' di più, perché proprio il broccolo morsicavi il pane e ti trascinavi via dietro tutto il friarello. Ok. Quindi sono prodotti eccezionali, però l'anduia con la mozzarella la vedo dura, cioè la mozzarella io non l'ho sentita nel panino nonostante la quantità abbondante che c'era, perché su una cosa non ti sei fermato, sull'abbondanza di tutto, insomma, no? Quindi ecco, però mi ha deluso un po', mi aspettavo che il friarello, essendo tu campano, lo usassi nel modo dovuto, quindi ho fatto veramente fatica a mangiare, non so se mi hai visto, ma proprio trascinavo tutto. Concordo pienamente con quello che ha detto il Signore. Una nota positiva dal mio punto di vista, aver passato il pane in piastra invece che in forno, l'ha tenuto meno secco rispetto agli altri. Dal mio punto di vista le temperature qua non ci siamo tanto, perché prima, quando tu hai finito questo panino, è tutto freddo, il friariello non è caldo, di conseguenza la mozzarella non perde, non si molla, e poi il friariello devi spezzarlo in un panino, se no il primo morso tiri giù nduia, tiri giù tutto. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Il quarto concorrente in semifinale, Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento. Vieni Marco. Eccomi qua, buonasera a tutti, buonasera. Allora, Via Vai Caffè è un bar, snaccheria con tanti servizi anche attaccati a questa attività, è inserita in San Vito al Tagliamento. E, come dico sempre, ho un grande staff che mi aiuta a essere anche in queste manifestazioni, che è grazie a loro che mi stacco, e perciò sempre li ringrazio perché per me sono una cosa molto importante. E l'attività appunto multietnica che ha un po' di tutto, in più appunto un gran reparto di snaccheria dove personalmente la seguo. Tu hai scelto di tantissimi ingredienti. Sì, diciamo che ho voluto metterli un po' tutti insieme, cioè quasi. La passioni li ho praticamente tralasciati, anche se mi piacevano molto, ma all'interno di questo panino non mi prendevano tanto. Però mi hai aggiunto poi una spinacina e anche una marmellata di peperoni dolci. Sì, l'ho messa apposta perché... come farci prendere paura? No, assolutamente no. E io di solito faccio sempre il panino, cerco sempre di arrivare ad un umami, cioè un insieme di tutti quanti i gusti devono cercare di riuscire a sposarsi. Questo è il mio obiettivo, che non è sempre raggiunto, per amor di Dio, però ci provo almeno. Scusa Marco, quando ho visto il panino invece di O Sole Mio l'ho chiamato Oh Mamma Mia, cioè ho visto veramente tantissimi ingredienti. Sì. Oltretutto ingredienti presi uno per uno molto difficili, quindi è sicuramente un problema di equilibrio. Tu pensi di aver raggiunto questo equilibrio? Il mio obiettivo è proprio quello, è di riuscire ad arrivare ad avere appunto un insieme di gusti che, masticando e mangiando il panino insieme a questo vino che secondo me è fantastico, riesci ad avere questo appunto
matrimonio di gusti all'interno del bocato. Questo è il mio obiettivo, chiaramente. Questo vino perché secondo te facciamo è vedere quello che il più vino. equilibrato rispetto agli altri due? Secondo me ha una sapidità perché proprio è asciutto, è secco e poi è stato proprio quello che mi ha fatto richiamare il sole. Cioè proprio è tondo, è come dirti, dorato. Mi è piaciuto moltissimo. Ho provato anche gli altri, ma Sei partito dal vino, insomma. quasi. quasi. Marco, non so come sarà il tuo panino, sono molto curiosa, però posso dirti che abbiamo un punto in comune, l'estetica. E già su quello sei come me, quando preparo la cena per gli amici preparo prima il tavolo, allora scelgo le stoviglie e tutto, dopo magari arrivo in ritardo sulla preparazione, però secondo me si mangia anche con gli occhi. A me nel complesso, non so, è piaciuto. Forse magari partivo già un po' così con l'amore verso questo piatto così ben presentato che secondo me, ribadisco, è sempre importante. Grazie. No, forse un po' il pecorino mi è un po' sfuggito, forse magari avrei abbondato un po' più sul pecorino. Sono un amante dei formaggi oltretutto, per cui magari il formaggio mi piace sentirlo, ogni tanto anche fuso, così. Certo. Anche per dare una parte di grassezza. Diciamo che nel complesso, forse se dovessi andare ad analizzare ogni singolo ingrediente mi perdevo qualcosa, per esempio l'insaccato me lo sono persa completamente, Matricina. adesso lo vedo esattamente. Matricina. Però nel complesso mi è piaciuto, Insieme. cioè mi sono mangiata a metà, questo vuol dire che... Questo era Vabbè, anche uno degli non lo obiettivi. so, a me personalmente, poi se dovessi analizzare gli ingredienti, Chiaro. se uno mi dice chiudi gli occhi che cosa hai sentito, faccio difficoltà a tirar fuori tutti gli ingredienti, ecco, quello sì. È il momento del quiz, raggiungo Mariella Trimboli, direttrice di Top. Primo quiz legato al panino Al italiano. panino, buonasera. Dunque, qual è la percentuale massima di latte intero di capra che è consentito aggiungere al pecorino di Figliano prodotto DOP? 15%, 5%, 10%, 20%, 0%. 15%. No, 0%. no. Con un 10%. Giusto, il pecorino di Figliano, formaggio a pasta semidura, è ottenuto da latte intero di pecore con l'eventuale aggiunta che non può superare il 10% di latte intero di capra. Marco l'ha azzeccata, bravo. Bene, quindi 2 punti in più per te. Ci vediamo tra poco con un altro quiz legato ai vini. Certo. Ed ora andiamo a conoscere la classifica del panino italiano. Al quarto posto con 127 punti Agnello Nocerino del ristorante e pizzeria Madò Lignano Pineta. Terzo posto con 134 punti Giancarlo Iurlaro della birreria Dolomiti. Secondo posto con 142 punti Luca Sacilotto, il posto di Folador. Primo posto con 176 punti Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento. Ed ora andiamo a conoscere la creatività dei nostri semifinalisti partendo da Luca Sacilosto, il posto di Folador Pordenone, delicatamente friulano. Sì, allora, questo panino abbiamo scelto verdure, carote, zucchine e porro, il calamaro con il prosciutto. Tu l'hai abbinata ad una Dolomiti la Pils, La Pils, sì. la birra. Allora, Sergio in una puntata ha detto partite sempre dalla birra e poi cercate di creare il panino, in una delle puntate, le ultime puntate. Tu come hai fatto sto giro? No, questa volta siamo partiti dall'idea del panino, che voleva essere un po' diverso, e siamo andati ad abbinarci una birra della gamma che si sposava con questo pesce. Mi parli del pane? Sì, beh, questo è un pane friulano multicereali che è in formato così, una lievitazione naturale. Questa versione è stata addizionata con del nero di seppia proprio per creare questa sfoglia nera che poi va
ad abbinarsi al calamaro e alle verdure. Adesso le verdure li facciamo prendere il bollore, le scoliamo. Tutto questo dolce come sei andato poi a gestirlo? L'abbiamo gestito con il prosciutto che mi dà questa nota sapida e andiamo anche il pane leggermente. In più la liquirizia nella crema dà una nota leggermente amarotica. Il pane non l'hai fatto tu? Sì, il pane l'ho fatto io e per questioni di tempo l'ho già affettato e seccato in forno per creare questa sfoglia. E parti con un lievito madre? Sì, si parte con lievito madre, viene addizionata una minima parte di lievito di birra e farine multicereali in questo caso. E quanto lo hai fatto lievitare questo pane? Questo qui ha praticamente 14 ore di lievitazione, in 2 fasi. Calamaro cotto bene. Grazie. E anche con il prosciutto ci bene. sta, è azzeccato. Diciamo che non ci si nasconde la difficoltà del mangiarlo perché è un po' impegnativo. Panino è una parola un po' così. Creativo, dai. Creativo. Il finocchio per me, non so. Ritorno a quello che ho detto prima. Non c'entra il finocchio, togliere è meglio, è più difficile a volte che mettere. Il finocchio io l'avrei proprio lasciato, sì, anche perché ha una complessità, un'armoniosità che è notevole. Il finocchio va a disturbarmi dopo, questo è quello che penso io, sempre soggettivo. Il secondo concorrente, vediamo qual è il panino creativo che propone Giancarlo Iurlaro della birreria Dolomiti di Casarsa. Vieni Giancarlo. Allora, ho preparato un filetto di branzino marinato a secco, l'ho profumato leggermente con il finocchietto, ma leggermente proprio. Poi delle olive taggiasche tagliate al coltello e l'ho messa in olio extravergine d'oliva. Delle melanzane cotte, tipo una caponatina di melanzane leggermente in agrodolce, condita con dell'origano fresco. Con le bucce le ho fritte per fare una guarnizione al piatto. Poi ho preparato una robiola con della polvere di paprika dolce e ci ho messo un pochettino di tabasco, che mi piace un po' l'effetto che dà un po' di acidità e la piccantezza anche che mi piace, e dell'insalatina misticanza. Già perso un minuto con tutti gli ingredienti. È partito il tempo? Sì. Va benissimo. Vai. Ho preparato stamattina un pane ai 7 cereali e ci ho messo intorno dei semi. In un momento un po' di sconforto perché non avevo un po' finito le idee, il tempo era poco per creare questo panino, mi è capitato sotto mano un articolo che parlava di Lord John. Lord John era il quarto conte di Sandwich ed era un giocatore incallito di carte. Lui, per non alzarsi dal tavolo quando giocava, si faceva portare 2 fette di pane con degli ingredienti in mezzo e da lì, diciamo, è nato il tramenzino. Essendo comunque io che nel mio locale principalmente punto sui panini, sulla pizza, anche tutto quello che riguardano anche le farine, mi è venuto un po' di ispirazione, diciamo, e per questo ho voluto un po' dedicargli un sandwich a Lord John.
hai scelto la Dolomiti, la non filtrata? La scelta di questa birra perché? Non sono un grande intenditore di birre, le ho provate tutte però. Puoi intanto servire così. Secondo me ci stava bene sia la Pils, la non filtrata e anche quella speciale. L'unica che non stava bene era la rossa, secondo me. Ho scelto alla fine la non filtrata perché secondo me era la birra che assomigliava più a questo panino. Essendo un panino comunque fresco che non ha una grande struttura, però nello stesso tempo comunque elaborato, la non filtrata era quella che gli assomigliava di più a livello di struttura di panino. Poi con la non filtrata tendeva leggermente a spegnere la piccantezza che dava un po' il tabasco. Per me questo panino è stata una piacevole sorpresa. Mi sta bene questo pane, fino adesso abbiamo mangiato dei pani che erano leggermente scaldati, questo è freddo, ma è un sandwich. È decisamente un sandwich, quindi il Loro John ci sta bene. Non ho particolari segnalazioni da fare perché sento tutto abbastanza succulento, abbastanza sapido, quindi lo trovo un buon panino, non ho niente da segnalare. Grazie. Bene. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Il terzo panino creativo è quello proposto da Agnello Nocerino del ristorante e pizzeria Madò di Lignano Pineta. Vieni Agnello. Tra nord e sud. Abbiamo di nuovo il broccolo fioriello, che è tipico del sud. Poi come ingrediente del nord abbiamo il baccalà. E di nuovo la stracciatella con un'aggiunta di limone leggermente caramellato per cercare di pulire un po'. E la polenta abbiamo anche. La polenta la usiamo per fare la farina di polenta all'impanatura del baccalà, che andremo a friggere e poi mettere nel panino. Il baccalà, dire che è del nord è un po' un eccesso. Oh, Norvegia? No, vabbè, è troppo facile. Beh, questo panino creatività penso che non sia tanto per le tecniche che ho usato, come altre volte, ma per l'abbinamento appunto con gli ingredienti, che di solito non vanno di solito pensati insieme, come il baccalà appunto con i friarielli, oppure l'aggiunta di stracciatella di limone nella stracciatella. A me interessa più che il food cost il grado calorico. È come a gran parte delle donne, Agnello. Anche se si sa che le cose fritte tanto, non è proprio una cosa leggerissima. Non è leggero, ma è buono. Come mai questo abbinamento? Sempre per lo stesso discorso, accompagna bene tutti gli ingredienti e non altera il sapore degli ultimi. Questo stimolo a fare questi panini, inventarti questi panini e poi assaggiarli, è uno stimolo nuovo? Cioè normalmente durante stimolo per i panini sì, però comunque di solito cerchiamo anche di non dare sempre le stesse cose che abbiamo sul menù. Comunque cerchiamo di fare piatti del giorno o piatti settimanali. Quindi se non è del panino, ma non è uno stimolo nuovo, diciamola così, non a tutti piace sempre la solita minestra. Allora, hai osato, questo panino è un po' difficile da mangiare.
E quindi dal punto di vista gustativo c'è una buona freschezza che c'è data dalla nota del limone. I friarelli con il baccalà non si sposano perfettamente, però non è l'elemento che va a disturbare. C'è un buon equilibrio come sapidità in bocca, però mi lascia quella sensazione di incompletezza. C'è qualcosa che mi manca. L'altro panino creativo è quello proposto da Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento. Vieni Marco. Eccomi qua, buonasera a tutti, buonasera. Roger Rabbit. Roger Rabbit. Pane al cappuccio rosso e lime. Poi hai la sera di coniglio, formaggio alle erbe, Sì. insalatina di sedano e zucchine, verduzzo e poi Scusami? la scarola. La scarola, sì, la scarola. E poi ho fatto abbiamo un una profumino. riduzione, sì, anche qua un po' sbizzarrire. Che bello. Praticamente questo qua non è altro che la riduzione dell'infusione del coniglio quando l'ho messo a marinare. In Chiara lo può cottura, provare l'ho un po' tirato. Senti, Chiara la può provare anche addosso? Roger Rabbit, la seduzione della Jessica Rabbit in questo panino dove sta? È il profumo. No, è seduzione. Sì, è chiamato così Perché il coniglio, erroneamente, no? ironicamente. Così mi piaceva l'idea di questa Jessica Rabbit col profumo, mi piaceva il discorso del coniglio, chiamarlo appunto Rabbit, e bene. Ho scelto una birra rossa. Perché la birra rossa? La birra rossa l'ho scelta per un motivo, e di tutte le birre che avevo a disposizione, quella che maggiormente era più dolce, allora mi richiamava quello che era il dolce del verduzzo. Le altre un po' me le seccavano in bocca, a me piaceva questo gusto qua della rossa. Pensavo che disturbassero un po'. Che cosa? Il formaggio, che disturbasse un po'. L'unica cosa che per me in questo panino manca e che non mi consente di dare proprio con precisione il mio giudizio è il sale. Perché se ci fosse, dal mio punto di vista, un po' di sale in più, soprattutto sul coniglio, perché ho aperto il panino, me lo sono assaggiato, sì. Gli manca la nota di sale. Sì. Il sale ti cambia il piatto. Di conseguenza mi andrebbe a esaltare di più la parte della carne e mi andrebbe a contrastare forse un po' di più anche il formaggio. Sono assolutamente d'accordo e vorrei dire che io avrei messo sopra la sella di coniglio il cappuccio rosso messo qua, che gli dà un po' di croccante, gli dà un po' di sapidità, avrei fatto quello. E la sapidità oltretutto Sì. c'era nella riduzione, cioè staccando, se uno effettivamente cede un po' con la riduzione, ti aiuta sul concetto di sapidità che però effettivamente manca. Spero sforzare. Peccato. Ed ora andiamo a conoscere il risultato del contest lanciato da Filoves Banca. Eccoci Alexis, siamo di nuovo a San Vito al Tagliamento. Con me Marco Toffolon che ha sbaragliato la concorrenza ancora una volta, lo conosciamo già nel contest di Filoves Banca legato al Pala Gourmet, e Bruno Bortolussi, referente dell'area del San Vitese per Filoves Banca. Ricordo che siamo già in una fase calda del contest perché tutti i concorrenti si stanno dando battaglia da ieri per quanto riguarda la super finale. Sono due
250 gli euro messi in palio per chi riceverà il mi piace in più sul panino presentato all'interno della nostra pagina istituzionale. Marco, hai sbagliato ancora una volta la concorrenza, sto colpo il panino è particolarmente piaciuto, come pensi che andrà la finale? Come sempre ogni gara ha la sua finale, perciò io gareggerò fino all'ultimo e grazie a tutti quanti i miei clienti, sostenitori che mi cliccano continuamente sui panini che facciamo e con essi anche noi, io li ringrazio tantissimo perché questa è la base di tutto questo che è il nostro lavoro, perciò con questo anche auguro un buon Natale, buone feste a tutti quanti i miei clienti, sostenitori, nonché grazie a Friuli Ovest Banca e anche grazie a Palagourmet. Allora, adesso andremo a consegnare il premio dell'ultima tappa, lo consegnerà Bruno Bortolussi, referente di Friuli Ovest Banca di San Vito al Tagliamento. Siamo vicino a Madonna di Rosa. Bruno, penso che San Vito sia soddisfatta per tutti questi panini che avete anche premiato. Sì, sono d'accordo. Intanto faccio complimenti a Marco che sempre su fare i panini li sa come fare e si vede che li fa bene, se no non avrebbe tutti questi fans che gli cliccano a lui. E detto questo, come sanvitese sono contento anche per la filiale, perché la filiale di Madonna di Rosa qua di San Vito è una bella filiale, bella ampia, con della bella clientela e questo ci fa piacere. Vado subito a dare il regalo. Grazie. Eccolo qua. Grazie Bruno. Prego a te. Grazie. Complimenti. Ecco, consegnato l'ultimo premio di tappa e adesso invitiamo veramente tutti i telespettatori a andare a visitare Friuli Ovest Magazine su Facebook. Ci sono tutti i concorrenti belli agghindati, presentati per l'occasione. Votate. Alexis, tanti auguri, buon Natale e ci vedremo la prossima settimana per l'ultima premiazione. In palio veramente un super premio. Pronti per un nuovo quiz con Mariella Trimboli, direttrice di Top, ci propone un quiz legato ai vini. Ai vini. Ed esattamente la domanda è: Mattusalem nel dizionario del vino sta a indicare un vitigno, un metodo di vinificazione, un tipo di bottiglia, un tipo di barrique, una zona di un territorio? Allora, vai Luca. Un tipo di bottiglia. Esattamente, sta a indicare un formato di bottiglia che contiene 6 litri di vino, solitamente usata per lo champagne o comunque per altri tipi di spumanti. Bene, 2 punti in più per Marco. Ricordiamo Top in edicola. Sì, Top in edicola ormai da un paio di settimane oltre. Cercate comunque la copertina con il panettone e buon Natale a tutti. Grazie. Grazie Mariella Trimboli. È tutto pronto, adesso scopriremo i 2 nomi che andranno in finale. Allora, fai una carrellata dei primi piani. Luca, Giancarlo, Agnello, Marco, la tensione nei loro volti. Il sudore, la tensione, li vedete? La giuria è tranquilla, avete fatto un buon lavoro? Siete tranquilli? Sì. Sì. Sergio dice sì, quindi sono tranquilla, perché io mi fido soprattutto di Sergio. Ma dai, è la penultima puntata, Pietro non deve essere geloso, adesso. Allora, andiamo a scoprire chi andrà avanti e chi quindi va in finale, facendo comunque un applauso a tutti e 4 perché sono stati davvero bravi, perché sono arrivati qui. Allora, io direi al secondo posto, con 306 punti, va in finale Luca Sacilotto, il posto di Follador, e sfiderà chi è arrivato questa sera per primo. 346 punti, Marco Toffolon, via vai caffè San Vito al Tagliamento. Terzo posto Giancarlo Iurlaro, quarto posto Agnello Nocerino. Dobbiamo fare complimenti a tutti però, Sergio. Sì, i complimenti sicuramente a tutti, come abbiamo avuto modo di dire ve la giocate sul vostro posto di lavoro, quindi qui è stato un momento. Devo dire che il terzo è arrivato a 3 punti di differenza dal secondo, quindi la cosa è stata sicuramente combattuta. Volevo ringraziare Alexis, se mi ha consentito, i nostri 2 nuovi colleghi di questa sera, Mirko Naibo e
Chiara Marchi, perché noi diciamo sempre, io e Pietro siamo qua, ormai facciamo parte dell'arredamento, loro vengono, però tutte le volte si adeguano subito allo spirito della cosa, quindi sicuramente non è facile, però essendo dei grandi professionisti nei loro settori sono sicuramente assieme a noi subito. Quindi un augurio ai 2 finalisti, un bravo ai semifinalisti che sono arrivati e ci vedremo presto. Ragazzi, ci vediamo in finale. Luca e Marco, mi raccomando, studiate al meglio il panino creativo da proporre la prossima settimana. Grazie a tutti, buone feste, grazie anche a Tommaso Ravo qui con me per le riprese e il montaggio, grazie alla regia, grazie alla giuria e soprattutto a Chiara Mirko, davvero grazie. Grazie a tutti, alla prossima. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fame. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi